Calcio Napoli 24, a seguire Pianeta Napoli. Direttore, buongiorno. Torno sulle prospettive, sulle strategie di cui parlava prima e le chiedo chiaramente, è chiaro che il core business dell'azienda, Quara lo dimostra, sono quel tipo di plusvalenze. In estate con lei è iniziato, e con Conte è iniziato un lavoro diverso, un mix di calciatori alla Lukaku ma anche alla Buongiorno McTominay che diciamo seguono quella strategia lì. Dobbiamo aspettarci anche in estate qualcosa di simile o torneremo a puntare molto più su profili di prospettiva? E mi leggo a questo per chiederle se, prima ha parlato di programmare con anticipo, nella scelta di non fare quel passettino in più per i Garnacio, per gli Adeyemi, c'è anche l'idea con il mister condivisa magari di aspettare l'estate per capire se si proseguirà con questo credo tattico o se magari non servirà un'ala ma una seconda punta per un 3-5-2? Senza andare nei nomi faccio l'esempio banale di un Zirkzee che chiaramente ha un profilo diverso rispetto a Garnacio e Adeyemi, ma sono nomi giusto per fare un esempio. Grazie. Rispondo prima all'ultimo aspetto, che è anche più semplice perché di questioni tecnico-tattiche abbiamo un allenatore, quindi penso che se ne occupa lui, poi di conseguenza vediamo quelle che sono le scelte, no? Quindi non entro e non entro neanche con lui, figurati se entro con voi a parlare di queste dinamiche. Il Napoli deve prendere giocatori forti, che possono essere giovani o che possono essere più grandi. È chiaro che, faccio un esempio, Dorgu è un calciatore che noi abbiamo trattato per l'estate, poi se il Manchester United arriva a gennaio e fa un'offerta, per me anche quella un po' fuori mercato, è difficile dirgli aspetta a noi a luglio. È un profilo di un calciatore forte di prospettiva e abbina le due cose. Faccio un esempio molto pratico così ci capiamo. Se c'è un'opportunità come McTominay, noi la prendiamo. Non siamo un club che può prendere un calciatore in scadenza di contratto, dargli 5 milioni e pagare 6 milioni di commissioni. Questo noi non possiamo farlo. Tanti club lo fanno, non è il nostro modus operandi. Così chiariamo una situazione. Noi non dobbiamo prendere giocatori giovani, giocatori vecchi, bisogna prendere giocatori bravi, forti e funzionali al progetto. Se hanno una prospettiva è meglio, ma non è una condizione sine qua non. Oggi l'abbiamo dimostrato quest'estate, che Spinazzola abbiamo preso a scadenza di contratto e c'ha 32 anni, abbiamo preso Buongiorno che è un 99, abbiamo preso McTominay, abbiamo preso Gilmour che è un 2001, abbiamo preso Neres, abbiamo preso Romelu, giocatori forti in momento di mercato. Perché poi adesso sembra che noi dovevamo fare chissà che cosa, dovevamo sostituire Kvaratskhelia, non l'abbiamo fatto come volevamo, qui la responsabilità è la mia, lo dico, sono qui a dirlo, non c'è nessun problema, ma noi quest'estate penso che abbiamo sbagliato poco, e la squadra lo sta dimostrando, abbiamo sbagliato poco da quella che è stata la scelta tecnica alle altre scelte, ma quello è un lavoro che va fatto e è fatica. Fare lo step in più, come diceva lei prima, per accontentare Garnacio, vuol dire che io metto un giocatore lì dentro con dei calciatori che qui da luglio si fanno un culo così, scusate il francesismo, e arriva uno che non è corretto. Poi volevamo farlo, sì, è normale. Quando io leggo che non si è contenti, i tifosi non sono contenti, ma io non sono contento. Non ero contento il 20 di agosto quando non avevamo ancora chiuso le cose, non sono contento adesso che non siamo riusciti a sostituire un calciatore importante. Ma ripeto, il Napoli non finisce oggi, il mercato non è finito ieri, riparte e noi dobbiamo essere bravi e dimostrare la nostra forza e solidità ora, per la prossima stagione, per dare risposte e certezze ai calciatori, all'allenatore e all'ambiente, rimanendo sempre focalizzati sull'obiettivo principale, che è quello di andare in Champions League, che non significa non sognare, ma restare concentrati, perché poi se si vola troppo in alto, poi quando si cade ci si fa male. Quindi noi rimaniamo concentrati, che la squadra, questo Napoli merita solo parole positive, sempre e comunque, a prescindere, perché quello che stanno facendo questi calciatori con l'allenatore, nessuno di voi se lo aspettava.
se siete onesti. Quindi